batte mai. Siamo gli opposti che si attraggono. Come Ivan e Cristiano. Enoteca di Bacco. Tutto questo vino mi dà una grande emozione. Enoteca di Bacco. Con tutto questo vino mi devo fare una trasfusione. Scusa, vorrei prendere un attimo la bottiglia. Si faccia più dietro che sono arrivato prima io e devo scegliere i vini. Allora, questo è un vino denso, accompagna i piatti di terra. Questo è leggero, accompagna i piatti di mare. Questo? E questo è pesante, va accompagnato direttamente all'ospedale. Ma lei non capisce nulla di vini. Io invece con i vini ci lavoro. Ok, voi che lavoro fate? Io sono responsabile della selezione di una varietà di prodotti enologici attraverso la degustazione e la conseguente catalogazione allo scopo di innalzare i livelli conoscitivi del patrimonio culturale enologico. E crei? Sommelier, lei invece di che si occupa? Io sono responsabile della selezione di una vastità di prodotti enologici attraverso l'ubriacazione e la conseguente eruttazione allo scopo di innalzare il valore alcolico nel mio organismo. E cioè? Mi schiatta capo con vino la mattina a sera. Mi schiatta capo con vino la mattina sera. Sottopongo il mio organismo ad una somministrazione costante e prolungata della sempiterna bevanda alcolica ricavata dall'uva, raggiungendo e superando ebbrezze di dionisiaca memoria. Se bastasse ubriacarmi per sopportare queste squallide serate qui a Made in Sud. Professore, non si permetta più di interrompere la nostra piccola pièce. Usso, la prossima volta che ci interrompe, se stracci te capi la capa, ti faccia asci come loro, che in italiano vuol dire con le dita a mo' di pinzetta, ti estirpo i capelli ad uno, rendendoti completamente glabro. E comunque non mi faccia perdere tempo, che vado di fretta, stasera ho anche degli amici a cena. Eppure io. A noi piace così tanto bere vino che riusciamo a riconoscere la provenienza del mosto. Eppure noi beviamo così tanto vino che ogni volta vediamo i mostri. Ma guardi che i miei amici ne capiscono di vino, sono tutti specializzati. Eppure i miei amici ne capiscono di vino, sono tutti alcolizzati. E poi vengono da lontano, dalla Bretagna inferiore. Anche i miei amici vengono da lontano, dalla fretta maggiore. Vabbè, adesso li chiamo. Eppure io li chiamo. Ciao Jean-Paul! Ciao, Chiocchio! Sono all'enoteca, se fosse con me vi stareste già esaltando davanti a tutte queste meraviglie. Sono all'enoteca, se foste qui con me vi stareste già sucando tutte le bottiglie. Ho fatto vari assaggi, un altro calice e la mia scelta non sarà più in bilico. Ho fatto vari assaggi, un altro calice e vado in gomma etilico. Accompagneremo questi vini con dei raffinati pâté DOP, sai che buoni. Accompagneremo questi vini con la zuppa di fagioli, DOP, sai che tuoni. Verrà anche Benoît, porterà le sue amiche, delle belle persone. Verrà anche Sasà, porterà le sue amiche, delle belle porcone. Amici, stasera le nostre papille gustative saranno esaltate da questo nettare degli dei. Il vino ci aiuterà ad abbandonare ogni inibizione. Con le nostre amiche intrecceremo dapprima i nostri calici e poi i nostri sensi. Jean-Paul, stasera tra vino e sesso sarà tutta un'esaltazione dell'amplesso. Chiocchio, stasera tra vino e sesso, porta pure a tua sorella, non fa niente che è un cesso. Ma che cosa dice? Ma è impazzito? È meglio che me ne vado, guardi. Ho guardato un po' cosa bisogna fare per oltrepassare una fila. Comunque... Comunque...